Amici del popolo di Io Compro Siciliano, benvenuti e bentrovati a questo pomeriggio special con ospiti special. Buon mercoledì 2 di dicembre, siamo arrivati a metà settimana. Eh sì, domani sapete, già è giovedì, e noi ci stiamo già preparando con questa puntata di questo pomeriggio perché abbiamo degli artisti, parleremo di danza, parleremo di musica. E a proposito di musica, vi ricordate l'appuntamento di domani sera? Domani sera è giovedì e quindi abbiamo Sicily on Air, il programma musicale condotto da Vincenzo Canzone. E quindi mi raccomando, collegatevi domani sera alle 21:30, saremo tutti lì incollati a seguire la terza puntata. E naturalmente ricordate anche gli altri appuntamenti, quello del mezzogiorno con Io Compro Siciliano Live e poi il pomeriggio special. Iniziamo nel nostro consueto modo? Grazie, 261.047 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Si continua a camminare velocemente, tante belle giornate intense, piene di avvenimenti molto, molto importanti per Io Compro Siciliano. Sapete, ieri l'appuntamento dei nostri due founder manager, il dottor Morici e il dottor Giorgianni, all'Università di Messina per parlare di Io Compro Siciliano. Perché Io Compro Siciliano adesso è stato inserito anche, pensate, all'interno di percorsi di studio come startup, come realtà imprenditoriale, che ha fatto della comunicazione e della nuova forma di digital innovation una forma importante di azienda. Io vorrei dire siamo entrati nel mese di dicembre e quindi volete qualche idea, regalo interessante? È subito fatto, entrate nel nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e troverete un mondo di idee con sconti tra l'altro particolari e soprattutto portiamo nelle nostre tavole e nelle nostre case le nostre aziende, le nostre eccellenze, insomma troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Pensate, troverete anche per chi oltre ai prodotti da portare in tavola, potrà trovare anche articoli per la casa, articoli di ceramica, di interior design, ma anche dei bellissimi gioielli ecologici ed ancora prodotti di estetica. Insomma, entrate nel nostro marketplace perché sarà una bellissima Sicily Experience, un'esperienza siciliana. Bene signori, noi siamo proprio pronti, i nostri ospiti sono lì, questo pomeriggio special, ospiti special, abbiamo due grandissimi artisti, abbiamo una danzatrice, una ballerina. Lei ha un po' seguito il suo spirito gitano, eh sì, perché il suo modo di danzare, il suo modo di l'arte l'ha portata sin da piccola dritta verso la Spagna, non tralasciando mai naturalmente tutto quello che è il nostro animo forte, pieno di energia. Insomma, avremo con noi Antonina Carollo, che fra poco facciamo entrare in diretta, ed ancora un grandissimo artista. Pensate, lui sin da piccolo è stato abituato ed è vissuto poi in che poi era l'attività di famiglia, in un negozio di strumenti musicali. Quindi sin da piccolo, diciamo, ha iniziato a studiare, ma in realtà più che studio era un divertimento per lui, un po' tutti gli strumenti, ma poi, grazie a suo papà, che era un flautista dell'orchestra del Teatro Massimo di Palermo, pensate, suo papà addirittura fu scelto da Nino Rota per eseguire le colonne sonore del noto film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Insomma, avremo tante belle cose da raccontarvi, lui e Mauro Cottone. Noi siamo pronti, io volevo ringraziare come sempre Paolo Gatto in regia, Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano. Apriamo le porte di questo pomeriggio special a Antonina Carollo.
e Mauro Cottone. Buonasera, benvenuti e Salve a bentrovati. tutti, ciao Katiuscia. Ciao, ciao Catiuscia, Ma che ciao. piacere, ma che piacere. Allora, Piacere allora, nostro. Mauro, partiamo dalla signora perché mi sembra, insomma, è Eh, giusto? Partiamo dalla... certo. Ok. Allora, partiamo da Antonina. Allora, con Antonina ci siamo visti tanti mesi fa, perché io ho avuto modo già di intervistarla. Ti ricordi, Antonina? Ho Sì, avuto sì, modo di a radio. intervistarti quando lavoravo in radio Sì. e abbiamo fatto una bellissima conversazione. Lei allora, il periodo era un po' differente, viaggiava in lungo e in largo, perché lei, come dicevo proprio a presentazione della nostra puntata, porta in sé questo spirito gitano. Lei ama molto quella che è l'interpretazione anche dell'artista libero, l'artista libero che può esibirsi ovunque, dal teatro e dal palcoscenico, ma anche la strada che diventa palcoscenico, un modo sempre e comunque di comunicare. Antonina, raccontaci un po', tu eri piccolina e già amavi la Spagna, avevi 4 anni Sì, quando tuo papà ti portava in giro per il mondo e tu già lì? esatto. E io là mi sono innamorata della Spagna, è stata la prima volta, vidi per la prima volta il flamenco e da là niente, mi sono appassionata ovviamente, però ero troppo piccola per farlo comprendere, poi non c'era ancora questa cultura neanche qua in Italia, però poi sai, passano gli anni, questo amore rimane, anzi cresce, fino a quando poi la strada me la sono aperta da sola praticamente e quindi cominciai a fare i miei viaggi in Spagna e a cominciare a prendere quella che era proprio l'essenza di questa prima cultura, perché il flamenco è cultura prima che arte. E quando poi tu trovi l'essenza della cultura, allora poi è talmente dentro di te che la puoi espandere ed emanare attraverso la danza. Senti Antonina, noi adesso ci spostiamo un attimo da Mauro, però ciò che mi è piaciuto moltissimo è che questo mi ricordo già dell'intervista che io avevo fatto ti avevo fatto tanto tempo fa, ma questo poi lo si legge anche quando nelle tue note di curriculum. Tu in realtà hai fatto un percorso di studio assolutamente differente poi dal mondo che hai deciso Esatto. dalla vita che hai deciso di intraprendere, perché tu, pensate, Antonina ha una laurea in economia aziendale. Si è spostata per un periodo a Milano dove ha preso un master in imprenditorialità e strategia aziendale. Pensate, lei in pochissimo tempo era riuscita anche a crearsi un buon, come dire, un buon posto di lavoro, una buona situazione lavorativa che la pagava economicamente, ma mancava Molto. qualcosa. E quindi lei Sì. lascia tutto e dice: Va bene, basta, io devo seguire quella che è la mia ispirazione, il mio amore, e da lì si comincia. Ma fermati un attimo, Antonina, andiamo un attimo da Mauro. Anche la vita di Mauro è una vita particolare, perché voi pensate, il papà di Mauro, ma vogliamo partire da questa chicca, Mauro? Mi racconti per favore di papà? Allora, devo dirti che in effetti la mia vita è tutta intrecciata di musica. Da piccolissimo mio papà faceva lezioni private a casa, quindi tra i miei viaggi si mescolavano anche le note del pianoforte, del flauto, della chitarra. Poi è diventato il maestro di banda del paese, quindi comunque lo seguivo prima nei concerti come flautista solista. Poi lui decise di lasciare stare per la famiglia e si trasferì da Palermo a Menfi e quindi noi abbiamo goduto della presenza di mio padre e lì però ovviamente ha creato moltissimo, quindi è diventato il maestro della banda, ha creato la banda, a Sciacca dirigeva gli Amici della Musica e io iniziai i miei primi vagiti a violoncello dentro questa orchestra. Ricordo dopo appena solo un anno di violoncello, mio papà mi infilò in orchestra e devo dire che insomma da allora poi non mi sono più fermato. Devo tutto a mio papà, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E poi c'è questa cosa, questa chicca, che è praticamente Nino Rota,
Ah, sì. Cosa succede? Allora, loro erano venuti a Palermo per girare le scene di ballo del film di Gattopardo con Luchino Visconti. Allora dovevano prendere ovviamente l'orchestra per suonare durante la scena del ballo. E lì presero l'orchestra del Teatro Massimo, perché il teatro di riferimento era quello e andò mio papà. Avevano fatto già ovviamente una traccia, diciamo, sporca della colonna sonora per poter fare ballare, diciamo, I danzatori, gli i attori. danzatori, gli attori, c'era Claudio Cardinale, eccetera. Quando sentii Nino Rota, mio papà, che tra l'altro veniva da concorsi vinti, un fan prodigio incredibile, è rimasto innamorato del suono di mio papà. Allora gli ha detto: "Oh, guarda, tu devi venire a Roma assolutamente, a venire a incidere la colonna sonora originale del film". Per cui io quando sento la colonna sonora, al di là di vedere il film, c'è mio papà lì in scena che suona il favore, non c'è più mio papà da 20 anni. Quando io rivedo le scene del film, vedo le scene del ballo e c'è mio papà che suona, che era proprio piccolissimo, poi sento le musiche, sento questo flauto che ricama i suoni di questa colonna sonora che è bellissima, di questo valzer meraviglioso di Giuseppe Verdi. Lì, guarda, è fantastico. Poi tutta la colonna sonora di Non Rota è strepitosa. È strepitosa, vero, vero. Senti, grande... Mauro, io fra poco avremo anche la possibilità di vedere un contributo video. Tu sei un grande violoncellista, sei un compositore, solista, hai veramente tante belle esperienze e devo anche raccontare, vabbè, tra l'altro tu ti sei... Capisca. Mi avete fatto un regalo bellissimo, perché avete intervistato Maurizio Bignone. Certo, Maurizio Utcom, io sono preparata, sai? Ti sembra che così io non sia preparata? Adesso ci arriviamo, non mi rubare le domande, sai? Perché altrimenti cosa facciamo? Poi abbiamo Antonina, guarda che bellezza che abbiamo lì, mica la possiamo lasciare lì. Aspetta un attimo, Mauro, che ritorno da Antonina perché anche lì abbiamo tante belle cose. Ci ritorniamo, a Maurizio Bignone, anche al mio grande amico Nino. Vi seguivo già da allora, sai Mauro? Io vi seguivo, sì, cosa sai tu? Mica così. Vado un attimino da Antonina. Senti, bellissima Antonina, nel tuo viso è stampata tanta energia, tanta solarità, perché tu hai una concezione assolutamente tua che riguarda il talento, che riguarda la vita, che riguarda quella che poi è il ruolo dell'artista, vero? Sì, sì, per me essere artista è, vabbè, un po' come tutti gli artisti, magari la penseranno sicuramente così, noi dobbiamo esprimere quello che siamo e quello che abbiamo. Però quello che abbiamo realmente non ci nasce così, tanto per, ci è stato dato in dono dal creatore, no? Da Dio. E quindi automaticamente quello che ci è stato dato noi lo dobbiamo ridare alle persone, al pubblico che ci vede, cercando di emanare quella che è l'energia più positiva possibile, soprattutto in un'epoca in cui stiamo vivendo adesso. Se non ci fosse l'arte, cioè, saremmo ancora più depressi, perché quantomeno l'artista cerca di sollevare un pochino gli animi, no? Con la musica, con la danza, con tutto quello che è, con la pittura, tutto quello che è arte ti sposta verso una fase bella, magnifica, irreale quasi, no? E la cosa proprio particolare è portare il reale nell'irreale e viceversa, così da poter vivere una vita diversa da quella che magari una sta attualmente vivendo e può riuscire un pochino da quali sono le problematiche anche. Senti Antonina, tu ti piace moltissimo esibirti, lo dicevamo prima, non solo in quelli che sono i luoghi preposti, ma anche diciamo la strada. La strada diventa per te questo mezzo immediato per arrivare al pubblico, vero Antonina?
quello è il mio palcoscenico. Difatti molte volte io mi definisco artista di strada, non mi definisco la ballerina di flamenco che in Spagna io mi chiamo la Tonà, comunque come nome d'arte. Però io mi definisco veramente un artista di strada. Uno, perché mi piace stare proprio a contatto con la gente. Due, perché sei libera, nel senso non è targetizzato a quelle persone che hanno pagato il biglietto e devono entrare solo perché hanno pagato il biglietto e ti dicono no, io do la mia arte a chiunque l'apprezzi. Chiunque vuole passa, chiunque vuole si ferma, chiunque vuole ti dà qualcosa o altrimenti prende e se ne va. Non è un problema, io do quello che ho. E per me essere artista di strada è un valore in più, non è nulla che mi si toglie, perché sai, molte volte viene vista, l'artista di strada non viene visto tanto bene, soprattutto magari in Italia, no? E quindi viene visto un po' come una cosa, vabbè, ma cosa fa, poverina, come tu avevi tanto, l'attività, l'università, questo e quell'altro, ora fai l'artista di strada come quasi mendicante. Ma non è così, alla fine sono scelte di vita ed è quello che tu vuoi dare alla fine che va avanti. La gente mi dà molto di più rispetto a quello che do io. Io posso fare un'esibizione di 4-5 ore, quello che è durante la sera, però guarda l'affetto, l'amore che mi danno le persone quando si fermano, quando apprezzano quello che fai, gli regali un sorriso, una parola, io lascio sempre anche dei messaggi, no? Perché essendo molto credente confido molto nel dover dare anche un messaggio di fede alle persone e quindi dando anche un bigliettino, magari in quel bigliettino c'è scritto qualcosa che tu aspettavi da tanto e ti ho regalato un sorriso e la giornata ti è cambiata e guarda, e non c'è moneta che possa veramente equiparare la gioia che mi possono dare le persone. Noi vogliamo condividere col popolo di Io Compro Siciliano questo contributo video di Antonina Carollo. Senti Antonina, la cosa più bella che ti sia accaduta facendo spettacoli da strada? Qualche chicca, qualche aneddoto, qualcosa di strano forse? Allora, ce ne sono tanti, però proprio giusto ora che me l'hai detto mi hai fatto venire in mente una cosa. Molte volte le persone quando mi vedono ballare dicono quello che mi piace in te è che tu non si capisce se stai ballando flamenco o altro perché ti vedo ballare con gli angeli. Questa è la cosa che mi dicono sempre, io ti vedo ballare con gli angeli e questo mi colpisce. E una volta una persona, questa è una storia un po' triste, però mentre che tu me lo dicevi mi hai fatto pensare a questo. Purtroppo era andato via il figlio da poco tempo, ero in Spagna, ero a Siviglia e questa persona cominciò a vedermi ballare ed è rimasta tutto il tempo, tu consideri che io ballavo 5 ore in Spagna e poi il pomeriggio altre ore, ma è rimasta là per quasi un'ora, il loop tutto della musica e piangeva tutto il tempo a piangere. Allora quando io poi mi fermai, andai e dissi signora ha bisogno di qualcosa, le posso dare una mano? E lei mi fa no, tu ballavi, hai fatto un gesto, perché io evoco molto, per me ballare è trasmettere con Dio, è parlare con Dio, no? E allora dice che ho fatto un gesto e lei in quel momento aveva chiesto un segnale e quel gesto lei l'ha preso come segnale che lei aveva chiesto come parola per suo figlio, no? Che non c'era più. Questa è stata la cosa che mi ha emozionato e ci siamo messi poi tutti e due a piangere, insomma è stata poi una giornata così. Però sono tante le cose che ti capitano durante la giornata. Sono tanti segni, è vero, sì, tanti segni che poi, sì. sai cosa? Che poi da questo, no, ti prendi anche la forza per superare, no, i momenti, per superare le difficoltà e poi si dà anche il senso a quella famosa missione, un talento sicuramente esprime una missione.
su questa terra, quindi assolutamente capisco bene. Ma andiamo un attimino a Mauro, torniamo a Mauro. Mauro, adesso torniamo invece su Utcom, perché tu sei un compositore, tu sei come dicevamo poc'anzi, veramente un grande musicista, un grande violoncellista, e vanti tante collaborazioni. Fra queste tante collaborazioni parliamo anche di questa, Mauro. Sì, è stata un'esperienza incredibile, bellissima. Mi ricordo che ho incontrato Nino Macaluso E in un salutiamo, tra matrimonio. l'altro, salutiamo il maestro Pignone, salutiamo Nino. Con Nino abbiamo Macaluso. anche lavorato insieme. Davvero. Sì, Per sì, ora abbiamo fatto delle certamente. cose e veramente sono due anime meravigliose, Nino e Maurizio. Mi hanno da subito voluto bene. Era uscito Davide Alfano come violoncellista degli Utcom, aveva bisogno di un violoncellista, mi hanno tirato dentro al progetto e con loro abbiamo fatto un po' di cose, Liechtenstein, poi l'esperienza grandiosa con i tenores di Bitti e Mimmo Cuticchio per il progetto Sponde Sonore. È stata una cosa incredibile. Siamo andati in un festival in Gallura con un sassofonista che ora non mi ricordo il nome, ma era molto diciamo in auge allora, un grosso sassofonista jazz proprio incredibile. Comunque Utcom, l'unico rammarico che ho con loro è che non siamo riusciti a fare un disco assieme. Ma sai, Perché ma sai che cosa? Che poi la vita è fatta anche di incontri e alle volte ci si può anche rincontrare e quindi potrebbe essere un rincontro artistico, chissà mai. Invece Mauro, ti volevo fare una domanda. Tu hai studiato, hai avuto veramente un grande maestro, no? Hai studiato con Giovanni Solli, Solli. ma sì. Con Giovanni Quindi l'ho cosa ti conosciuto. porti? Cosa ti Beh, porti dietro di questa? Giovanni è mio padre, il mio secondo padre, è un amico, è il mio insegnante. Oggi purtroppo forse questa figura è scomparsa un po' perché hanno frammentato il percorso del conservatorio in vari step, per cui si arriva in conservatorio dopo vari passaggi e purtroppo i ragazzi tendono a cambiare insegnante. Una volta invece non era così, una volta c'era l'insegnante unico e quello tu lo senti. Mio papà, ricordo, voglio tornare a mio padre, ricordo che lui, già cinquantenne inoltrato, telefonava al suo insegnante di Napoli, novantenne, quasi centenario, per farsi sempre gli auguri di Natale. Era il suo secondo papà. E la stessa cosa è Giovanni per me. Tuttora ci sentiamo, ci messaggiamo, ci mandiamo i cuoricini. È complicato. Meraviglia, i rapporti umani, poi sono quelli che devono rimanere, sono quelli che poi vanno costruiti sempre. Io vorrei far vedere questo contributo video del grande Mauro Cottone. Mauro, questo brano, bravissimo. Lo potrebbe ballare Antonina questo. Guarda, ma infatti io ero qua che ascoltavo, dicevo, è già immersa, già con la coreografia pronta. Quindi... Potrebbe essere una collaborazione, potrebbe essere una bella collaborazione. Cioè, così potrebbe essere una bella collaborazione. Non a caso.
Mauro, senti, ma sai che... certo. Antonina, dico, dopo vi diretta scambiate contatti, dopo vi Ok. scambiate contatti, Ok, assolutamente. ok. Mi raccomando, faremo come sempre i nostri eventi. Io compro siciliano in giro per il mondo e naturalmente c'è dentro Mauro Cottone e Antonina Carolla. È meglio di così. Perfetto. Invece volevo dire una cosa, Mauro. E adesso leggiamo subito qualche messaggio perché stiamo andando dritti quasi verso la chiusura. Questa mezz'ora vola sempre via velocemente. Mauro, adesso racconta al pubblico di Io Compro Siciliano quello che è venuto fuori. Mauro, durante il periodo del lockdown, dovete sapere, mi ha mandato, noi eravamo amici sui social, mi ha mandato su Messenger un bellissimo video che lui aveva girato proprio nel periodo, ti ricordi? Mi hai girato un video perché nel periodo del lockdown lui con il suo violoncello si è messo lì e ha realizzato questo brano meraviglioso dalle sonorità siciliane, che era una cosa straordinaria. La tarantella siciliana, quella che comincia col marranzano, quella diciamo che appena uno dice ma fa sentire una cosa in siciliano, ed è quella. Esatto, e allora sì, è un progetto che sto realizzando, in questo momento sono in una sala di incisione, sì. sto lavorando su questo, sarà un disco di song siciliane, tarantelle, ma anche cose mie, arrangiate, qualcuna anche da Giovanni Sollima, poi ci sarà qualche altro arrangiatore, speriamo che magari non lontanissimo da questo periodo qua potrò realizzare questo disco e eventualmente poi dopo ve lo faccio sentire. Assolutamente sì, perché noi diciamo sempre partiamo da noi, partiamo dai nostri, dalla nostra terra, dai nostri produttori, dalle nostre eccellenze artistiche, partiamo da noi. Vorrei leggere qualche messaggio perché siamo quasi in chiusura, quindi volevo come sempre ringraziare tutti gli amici che seguono le nostre dirette. E quindi salutiamo, abbiamo Valeria Musacchio, hola, penso che il saluto a questo punto sia per Antonina. Abbiamo Luigi Malerba, buonasera bellissima, ciao Luigi, grazie per essere con noi. C'è sempre Valeria Musacchio, buonasera, ciao Valeria. Matteo Magro, buonasera bellissima, come sempre complimenti. Ciao, ciao Matteo, un bacio a te. Abbiamo Giuseppe Cannito, forza Antonina, arrivano i saluti, c'è Eleonora Taibbi, ciao, ciao Eleonora. Giuseppe Cannito, che filosofia quella di Antonina, è vero, è proprio vero, una scelta di vita. Lidia Prestana, buonasera a tutti, la musica e l'arte tutta affina gli animi, vi seguo con piacere. Ciao Lidia, grazie. C'è Marzia Monreale, la nostra caporedattrice. Ciao cara Katiuska, un saluto speciale ai nostri grandissimi ospiti, espressione di eccellenza siciliana nel mondo. Ciao grande Marzia e complimenti sempre per il tuo lavoro. Amalia Lupinto, buon pomeriggio a voi tutti, ciao Amalia. Rosalba Carollo, Antonina sei una grande, continua così, il Signore ti benedica. Ancora abbiamo Venera Scardaci, ciao cara Venera, grazie per essere in collegamento con noi. Bene, manca veramente pochissimo. Ultima battuta per Antonina e ultima battuta per Mauro. Antonina, cosa farai non appena riapriremo i nostri teatri, non appena riprenderemo la nostra vita? La prima cosa che vuoi fare qual è? Ballare, ballare liberamente, senza stop, senza freni e andare a ritrovare in Spagna l'altra famiglia che ho lasciato a Siviglia. E quindi ballare. Mauro, sì. Noi invece cosa ci aspettiamo? Il CD naturalmente, e lavorazione. Sta uscendo un corto su Montevago, abbiamo realizzato con degli amici, ma proprio lo stiamo presentando, e poi voglio andare a Meggiugori, voglio andare a ringraziare la Madonna perché mi ha regalato 4 figli, di cui 3
una presso all'altro, 5, 3 e 9 mesi. Quindi devo andarci a ringraziarla dopo che chiesi la grazia 6 anni fa e mi è arrivata alla grande. Meraviglia, meraviglia, Wow. viva i bambini. Adesso dobbiamo proprio chiudere. Volevo ringraziarvi per aver accettato questo invito. Siamo stati Grazie a molto te. bene. Complimenti per quello che fate, per quello che scegliete di fare, perché portate sempre l'amore e la Sicilia nel cuore. Grazie, grazie di cuore. Volevo ringraziare Paolo Gatto come sempre in regia, tutta la redazione, grazie. Ma non possiamo mandare la sigla se non... lo sapete, no? Lo sapete, voi ci seguite, quindi lo sapete adesso? Dovreste per Ovvio. favore avvicinarvi alla camera, ovvio, certo, ovvio, venite vicini. Ci avviciniamo Anche le tutti. anche le teste di Moro, mettile qua, ok. Più ok. Ok, ci sei. Adesso dovreste ripetere con me, io compro siciliano. Ci piace, grazie. Ma mi raccomando, popolo di Io Compro Siciliano, www.iocomprosiciliano.com. Sosteniamo le nostre aziende. Ed ora, sigla. Ciao Antonina. Ciao, Mauro. grazie.